Ti chiedo anche, o Signore, di difendere questa città del popolo cagliaritano dalle incursioni dei nemici e fa che si allontanino dal culto degli idoli e respingano gli inganni dei diavoli e riconoscano come vero unico Dio Gesù Cristo nostro Signore. E quanti fra loro soffriranno per qualche malattia, se verranno nel luogo dove sarà posto il mio corpo per recuperare la salute, o se altrimenti si troveranno stretti dai flutti del mare, o saranno oppressi da popoli barbari, o saranno rovinati da carestie o da pesti, dopo aver pregato me, servo tuo, siano salvi per te, Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, luce dalla luce, e siano liberati dalle loro sofferenze. La preghiera attribuita a Sant'Efisio, riportata nella Passio Sancti Efisi del presbitero Marco, racchiude in sé la profonda devozione che tutti i sardi continuano a nutrire nei confronti del martire guerriero. Più di una tradizione popolare, la fede per questo santo, antico persecutore dei cristiani, poi convertitosi prima del martirio a Nora nel 303, è immutata dal lontano 1656. Dopo la terribile ondata di peste, i cagliaritani legarono la città al voto perpetuo di celebrare Sant'Efisio ogni anno, con la cerimonia che coinvolge ancora oggi tutta l'isola per ringraziarlo della salute ritrovata. Un impegno preciso, mai disatteso, di portare in processione la statua del santo artefice della salvezza della città di Cagliari non soltanto dalla peste ma anche dalle invasioni, con la profonda convinzione che tutte le volte che ufficialmente la città si rivolta a Sant'Efisi glorioso si è sempre avuta una risposta precisa e puntuale. Neanche dopo i bombardamenti la processione del 1° maggio si è fermata. Così avviene che da 354 anni la statua del santo ripercorre i luoghi del martirio tra preghiere e festeggiamenti per poi essere riaccompagnata nella sua chiesetta di Stampacce Alto, dove verrà custodita per un altro anno dall'Arciconfraternita del Gonfalone.